La dottoressa Flavia Ceschin, rappresentante provinciale dei pediatri di famiglia aderenti alla FIMP, in occasione dello sciopero, ormai prossimo, del 19 maggio dei pediatri. E la dottoressa ci spiega ora le ragioni di questa agitazione. Non scioperiamo per motivi economici. Non siamo contrari per principio ai cambiamenti, ma questi non devono stravolgere il rapporto fiduciario che i genitori hanno col pediatra del loro bambino. La prevenzione resta sempre uno dei pilastri dell'attività del pediatra di famiglia, i bilanci di salute che conoscono bene i genitori, ma solo la continuità del rapporto e il supporto di personale dedicato possono garantire. Ecco, dottoressa, cosa succede però se un bambino ha un'urgenza il 19 di maggio? E sicuramente le urgenze verranno garantite. Non faremo bilanci di salute, non risponderemo alle 1000 domande che ci chiedono i genitori di supporto alla genitorialità e quant'altro, risponderemo soltanto per le urgenze, quelle saranno garantite.